Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, una giornata importante per l'autonomia differenziata perché oggi il ministro Calderoli è a Venezia per firmare con Luca Zaia le preintese. Sono le preintese di 4 competenze che non sono leppabili. Sentiremo poi proprio l'intervista di Edi Caliman al ministro Calderoli e sentiremo anche gli altri interventi. Ne parleremo tra poco. Adesso però andiamo avanti con la cronaca e andiamo in diretta a Vicenza da Daniele Garbin con Simone Squarcina per la parte tecnica, perché c'è stata un'imponente operazione contro la mafia nigeriana con 300 carabinieri utilizzati e 20 arresti, ma torniamo però a Venezia perché adesso c'è proprio la firma delle 4 preintese, è il momento della firma in diretta col ministro Calderoli e Luca Zaia. Sentiamo. Ma dai, dove sono andati? No, aspettate un attimo ragazzi. Adesso arrivano le cartelline, facciamo scambio, facciamo roba fatta bene. Leone. Filmatelo bene. Dobbiamo aggiungere il delfino anche fra poco. Mimo. Andiamo a Vicenza. Allora nel frattempo devono ancora arrivare le cartelline e quindi manca ancora qualche minuto. Una firma che è stata definita storica perché è il primo vero passo per avere 4 materie qui in Veneto che fanno parte appunto della riforma dell'autonomia differenziata con il DDL Calderoli, che come sapete è diventato legge. Però allora andiamo a Vicenza da Daniele Garbin e Simone Squarcina. Vi dice un'imponente operazione contro la mafia nigeriana. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo in questo momento si è appena conclusa la conferenza stampa qui al comando provinciale di Vicenza. Con me il colonnello Antonio Contente, buongiorno. Buongiorno. Comandante del reparto operativo di Vicenza. Insomma, un motivo d'orgoglio per un'operazione che ha richiesto almeno 2 anni di tempo, su cui stavano lavorando, perché comunque Vicenza si conferma, dopo ci dirà l'Human Lab nazionale, comunque del nord Italia, per quello che riguarda lo spaccio e la diffusione delle sostanze stupefacenti per opera di questa società. Usare la parola mafia prima si era un po' parte della sezione distrettuale della Procura di Venezia, antimafia di Venezia, però ovviamente qui è un'operazione complessa, soprattutto un po' di numeri li ha dati il direttore, insomma oltre 300 carabinieri, 20 arrestati, ecco, diciamo che arrivava qui almeno 3 kg di sostanza stupefacente a settimana. Allora, questa notte il comando provinciale di Vicenza ha dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica della sezione della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, che ha visto disarticolare un sodalizio criminale di nigeriani che avevano una vera e propria hub su Vicenza che riforniva di stupefacente tutta la regione Veneto e parte anche di alcune province della Lombardia. Questo hanno detto è stato documentato in 2 anni circa di indagini che sono state effettuate, svolte in questi mesi dalla sezione operativa della compagnia di Vicenza e hanno visto l'esecuzione di queste custodie questa notte. Come dicevate prima, come abbiamo detto anche in conferenza stampa, queste ordinanze sono stati impiegati circa 300 uomini, reparti speciali dell'Arma dei Carabinieri su tutto il territorio regionale e su alcune anche province del centro Italia, tra cui le province di Viterbo e Frosinone, dove c'erano alcune persone, alcuni nigeriani anche lì, che dovevano essere assicurati alla giustizia. Ecco, ricordiamo proprio per dare la dimensione che in conferenza stampa è stato ricordato che si tratta di un'operazione di disarticolazione proprio perché i nigeriani si rifornivano direttamente dai fornitori nei Paesi Bassi, c'era un numero importante di persone che ingoiavano questi ovuli e che poi veniva lavorata qui a Vicenza. Ecco. Esatto, diciamo che l'attività ha permesso di documentare che queste persone ingerivano appunto gran parte di loro questi ovuli di cocaina o di eroina e venivano trasportati dal nord Europa
arrivavano a Vicenza attraverso la Francia. Queste erano le strade più utilizzate. Circa 3 kg di sostanze stupefacenti settimanali con sicuramente ingenti profitti. Ecco, importante a questo punto aver disarticolato, proprio perché era molto importante, molto presente soprattutto in Italia, no? Certo, anche perché è un'associazione che ha una comunicazione diretta, quindi fonti di approvvigionamento, sicuramente la disarticolazione ha effettivamente decapitato i profitti anche. Allora, grazie intanto, buon lavoro, complimenti. Grazie a voi. Grazie. Ecco, da Vicenza è tutto, direttore, a voi la linea. Grazie molte a Daniele Garbin. Vediamo, ci sono dei fatti di cronaca davvero spaventosi. Portano la figlia di 2 anni in ospedale perché respira male. Il pediatra la dimette, la piccola Ludovica muore qualche ora dopo tra le braccia del papà. Questa è la prima pagina del Gazzettino. E poi altre notizie: Electrolux, operai assenti al primo sabato di lavoro, ora rischiano sanzioni disciplinari, l'ultimatum ai dissidenti. Andiamo avanti con la cronaca, vediamo un episodio di violenza sessuale a bordo di un autobus, vittima una 17enne padovana che stava andando a scuola, intervenuta la polizia. Un 22enne pakistano è stato denunciato dalla polizia per un episodio di violenza sessuale avvenuto a bordo di un autobus di linea, vittima una studentessa padovana di 17 anni. Nei confronti dell'uomo richiedente asilo è stata disposta anche la misura del cosiddetto DACUR per 2 anni. Il giovane aveva stretto alle spalle e palpeggiato nelle parti intime la studentessa che stava andando a scuola. Gli agenti delle volanti della questura di Padova sono intervenuti in Corso Milano su segnalazione della ragazza che a bordo dell'autobus aveva riconosciuto il giovane che il giorno precedente, sullo stesso mezzo di trasporto, l'aveva insistentemente molestata sessualmente. Gli agenti fermano così il 22enne e lo accompagnano in questura, dove risulta che è entrato in Italia sbarcando a Lampedusa nel marzo del 2024, che è residente a Padova e che ha chiesto asilo. Al termine degli accertamenti è stato attivato il cosiddetto codice rosso e il 22enne è stato indagato per violenza sessuale dalla Procura della Repubblica di Padova. Il provvedimento, detto DACUR, invece, prevede il divieto di accesso per 2 anni alle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale. Inoltre il questore ha attivato l'ufficio immigrazione perché la domanda di asilo venga respinta. In corso indagini per capire se il giovane sia coinvolto in altri episodi simili di aggressioni a sfondo sessuale. Dice Federico Fusetti, c'è stata una tragedia nell'Alta Padovana. Un uomo ha prima minacciato la moglie con un fucile, poi si è suicidato. Prima ha minacciato la moglie imbracciando un fucile da caccia. Quando la donna lo ha tranquillizzato ed è uscita dalla stanza, l'anziano ha rivolto l'arma contro se stesso e si è sparato. La tragedia è avvenuta domenica in un'abitazione dell'Alta Padovana. La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per capire come mai l'uomo di 86 anni avesse ancora il porto d'armi nonostante la sua condizione di fragilità psicologica. Domenica l'uomo, in evidente stato di agitazione, aveva imbracciato il fucile, chiedendo alla moglie dove fossero finiti i gioielli e minacciandola. La donna ha cercato di calmarlo, ma quando lo ha lasciato solo per qualche minuto, l'uomo si è sparato, uccidendosi. L'anziana disperata ha chiamato i soccorsi e i carabinieri, ma quando sono arrivati sul posto, per l'86enne non c'era più nulla da fare. L'uomo deteneva regolarmente il fucile da caccia e ora la procura vuole capire come mai, nonostante gli acclarati disturbi mentali, avesse ancora il porto d'armi. A Borgo Valbelluna la comunità è sotto shock per la morte di una bambina di 2 anni che è morta poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Feltre. La famiglia ha presentato un esposto e ora sono 2 le indagini aperte, quella della Procura di Belluno e quella interna dell'ULSS. Nei prossimi giorni l'autopsia che chiarirà le cause del decesso. La vita di una bambina di 2 anni residente con la famiglia a Melle di Borgo Valbelluna si è fermata nel pomeriggio di sabato. Da quanto si è appreso, da alcuni giorni la piccola presentava febbre alta e sintomi compatibili con una sindrome influenzale. Preoccupati per un peggioramento, tra venerdì e sabato notte i genitori avevano accompagnato la piccola al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. La bimba è stata visitata, trattenuta per una breve osservazione e il giorno seguente dimessa dai sanitari che non avevano ritenuto necessario il ricovero.
Una volta a casa però le condizioni della piccola si sono aggravate rapidamente e a nulla è valsa la corsa disperata all'ospedale in ambulanza. Un dramma per la giovane coppia di genitori che da poco tempo avevano festeggiato la nascita del loro secondogenito. Fuori dalla loro abitazione i segni di una normalità sospesa, i giochi della loro bambina e i fiocchi azzurri appesi alla recinzione. Cosa ha causato la morte della piccola? I genitori hanno presentato un esposto alla Procura di Belluno che ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per accertare eventuali responsabilità. Parallelamente l'ULSS Dolomiti ha avviato un'indagine interna e ha acquisito la documentazione clinica. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia affidata a un anatomopatologo incaricato di stabilire le cause della morte e chiarire se vi sia stato un errore di valutazione o se la malattia presentasse caratteristiche non evidenti al primo esame. Un caso delicato che ha profondamente colpito la comunità, che ora attende risposte certe dalle verifiche in corso. Una giornata importante per l'autonomia differenziata, vi dicevo oggi a Venezia la firma delle preintese per 4 materie non leppabili. Sentiremo tra poco il ministro dell'autonomia Roberto Calderoli, ma andiamo intanto in diretta da Edi Kaliman con il presidente Luca Zaia. A te Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori qui con il Presidente Zaia. Presidente, ancora per pochi giorni. Presidente, una vittoria, un photo finish. Oggi cosa avete firmato col Ministro Calderoli che ricordiamo è dovuto scappare per andare a Milano per firmare la stessa intesa? Beh, oggi abbiamo sottoscritto l'intesa sulle prime 4 materie, sono 23 le materie che si possono chiedere, le prime 4, quindi sono la protezione civile, le professioni, la previdenza integrativa e la sanità. Quindi la prima intesa su queste 4 materie poi andrà in Consiglio dei Ministri, in Parlamento, farà tutti i passaggi e diventeranno 4 materie sulle quali ci sono delle competenze delegate alle regioni. Faccio un esempio: per la protezione civile accadrà nel momento in cui saremo operativi che il Presidente della Regione può fare le ordinanze in deroga per aiutare i suoi cittadini che sono sott'acqua piuttosto che sotto la macerie di un terremoto o da altre catastrofi senza dover attendere carte da Roma o autorizzazioni da Roma. Per la sanità con questa firma si liberano 300 milioni di euro che prima non potevamo utilizzare. E anche una maggiore libertà proprio per anche costruire nuove strutture. Ma decisamente sì, perché poi in questo contesto, avendo libertà di movimento per legge con la nuova autonomia, possiamo decidere se investire su nuove remunerazioni, ovviamente per i nostri operatori, piuttosto che infrastrutture ospedaliere o molto altro ancora. Quindi c'è una libertà di movimento che prima non avevamo, che ci libera fra l'altro risorse che prima non potevamo utilizzare. Questa firma arriva forse troppo tardi. Lontano 2017. Beh, diciamo che comunque arriva. E se avessero fatto quello che abbiamo fatto noi in questi anni, oggi saremmo al tagliando dell'autonomia. Voi rappresentate una televisione che ha fatto una battaglia storica sul referendum e sull'autonomia e penso che abbiate seguito assieme a noi tutte queste vicende. Diciamo che ci sono, questo è un bel segnale, perché le prime 4 materie ci permettono di dire, da non pessimista che sono io, che ce ne mancano ancora 19. E quindi? E quindi si deve andare avanti, il futuro sarà di continuare a negoziare, perché noi i negoziati li abbiamo fatti, sulle altre 19 materie abbiamo fatto le nostre proposte, adesso si tratterà pian piano di capire e costruire ancora altre intese per le altre materie. Che dossier lascia al suo successore? Beh, questo è un bel dossier, perché comunque prenderà vita e sarà operativo nei prossimi mesi, e lascio poi tutto il dossier col lavoro della delegazione trattante che ha trattato tutte le 23 materie e quindi c'è una proposta per ogni materia. Direttore, così da Palazzo Balbi, ringraziando il Presidente Zaia, a te la linea. Grazie Edi Kaliman, non so chi ci sia con Edi Kaliman come operatore, chi c'è? C'è Simone Merlo. Simone Merlo, sentiremo poi tra pochissimo il ministro Calderoli, che è arrivato a Venezia proprio per la firma di queste 4 preintese, e poi il ministro Calderoli andrà nelle altre regioni che hanno chiesto l'autonomia differenziata. Intanto torniamo alla cronaca prima di sentire Calderoli, e andiamo da Marta Marangon, perché i ladri continuano a colpire, davvero non c'è tregua e i cittadini sono veramente esasperati. A te Marta, a te.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori che ci seguono da casa. Sì, veramente si può dire che la Marca sia assediata dai ladri in queste settimane. Anche ieri sera sono tornati a colpire, in particolare nell'area tra Silea e Roncade. Qui siamo in via Pozzetto, località Francenighe, quindi la strada che collega Roncade a Silea, e qui i ladri sono arrivati ieri sera, come già accaduto in tante altre occasioni che vi abbiamo raccontato. Hanno colpito tra le 18 e le 20, quindi nell'orario del tardo pomeriggio prima di cena, prendendo di mira l'abitazione della signora Luigina Miotto, che state vedendo ora nelle immagini di Nicoletta Rizzetto, e non sono riusciti a rubare praticamente nulla, ma le hanno devastato veramente la casa. Peraltro la signora è molto conosciuta, è una commerciante, una nota commerciante di Roncade, titolare dell'edicola in centro, in via Roma. E dopo questo colpo i ladri hanno preso di mira anche altre due vie che si trovano a San Cipriano di Roncade, svaligiando almeno altre 3 abitazioni. Una serata quindi di paura e di grande movimento per le forze dell'ordine, quella di ieri. Vi lascerei ora all'intervista che abbiamo realizzato poco fa con la signora Luigina Miotto, che ci fa vedere appunto e ci racconta la devastazione subita. La linea allo studio. Praticamente loro hanno fatto il giro del giardino e hanno forzato, vede, qui, se vedete, vede, quello, hanno rotto il balcone, adesso vede questo, vedete come hanno fatto, hanno forzato da fuori, hanno passato ogni singola stanza e sopra aperto tutti i cassetti, i bagni, qua hanno tirato fuori tutta la biancheria che c'è qua sotto, hanno impestata completamente, le stanze dei ragazzi erano devastate e vedi, i cani li avevano chiusi in cucina come ho fatto io adesso e non avevano trovato niente perché in ogni caso io tutto quello che magari quelle 3 cose preziose me le porto appresso perché le tenevo in bagno e chissà perché, sai quando quelle cose che ti passano per la mente, e sabato ho fatto proprio un sacchettino e me le sono tenute con me, per cui non hanno trovato assolutamente nulla, non hanno preso niente perché effettivamente non c'era nulla da prendere, però hanno fatto il disastro. Le hanno devastato i letti, tutto, no signora? Tutto. Guarda che roba, completamente tutto, anche, guarda, hanno rotto anche un paio di cose perché logicamente, guarda che roba. E questo è l'armadio che c'è qua su, hanno tolto tutta la biancheria, pestata, sporcato tutto, e guardi, tutti i quadri, hanno spostato tutto completamente. Insomma, le hanno devastato la casa. Sì. Qui c'era fango ovunque, ieri sera abbiamo pulito la bene meglio perché, insomma, e oggi stiamo disinfettando tutto perché almeno quello che riusciamo a fare. Allora questa era l'intervista a una delle tante persone derubate. Vediamo un titolo del giornale di Vicenza, tanto per restare in tema. Gang del flessibile assalta le case, cassaforte sventrata, via i gioielli. Qui era a Montecchio e a Sovizzo. In meno di un'ora forziere assaltato in un'abitazione a Montecchio e razzia a segno anche in un'altra casa a Sovizzo. Bottino di 8.000 euro. Ieri abbiamo dato il servizio sul condominio di Silea che è stato assaltato da un'altra banda, completamente svaligiato, non solo un appartamento, diversi appartamenti. Abbiamo dato le dichiarazioni, i pianti delle persone derubate e qui nessuno muove un dito. A Roma tacciono, i parlamentari al Question Time si occupano di tutt'altro. E andiamo avanti così, poi alle elezioni vedremo, insomma, perché vincerà chi dimostrerà di volere assicurare a questo territorio un po' di sicurezza in più, ecco, un minimo di sicurezza in più.
E ci sono stati ladri in azione a Codogné, visitate diverse case, fuga tra i campi, tutte le segnalazioni con l'intero paese che si è mobilitato per cacciarli anche facendo suonare i sistemi di allarme. Sentiamo cosa dice la signora Rita che se li è trovati di fronte. Arrivando io ho visto nell'angolo una luce che sfarfallava. Ho pensato fosse un animale come sempre, questo si è alzato su, questo tizio, mentre gli altri scendevano dalla tettoia, insomma, gli altri due componenti della banda, a viso proprio, ma senza neanche una piega. Non erano travisati? No, assolutamente no. Li ha visti in volto? A viso scoperto, sì. No, oddio, quei momenti là non è che ti fissi e basta. È un incontro ravvicinato, quello che racconta Rita Denardi, avvenuto poco dopo le 18 in pieno centro a Codogné, a ridosso della chiesa. Sono secondi concitati, la donna che sta rincasando accanto al figlio reagisce come può. Quindi cosa gli ha detto? Perlomeno di tutto e di più. Per esempio? Vigliacchi, eccetera. Parolacce. Che lì per lì, quindi lei non si è intimorita, ha avuto una reazione? Al momento volevo andare anche contro, ma poi ho detto no, cavoli, questo è più grosso e grande di me e io sono un po' così traballante, non mi ci metto neanche, però mi sono sfogata verbalmente e basta. I ladri, da quello che si è capito dell'Est Europa, hanno usato questo cassonetto dove ci sono ancora delle tracce per salire sulla tettoia e da lì sfondare la finestra della lavanderia. Una volta in casa hanno arraffato qualche decina di euro. Dopo il faccia a faccia con Rita, la banda fugge tra i campi per poi rimaterializzarsi poco distante verso Roverbasso nell'appartamento al primo piano di questo condominio, dal quale la famiglia Pascon è uscita da pochi minuti per andare a cena. Sono circa le 19. Sono entrati dal bagno, mi hanno rotto il serramento e quello che hanno fatto, hanno cercato di svuotare i cassetti e non hanno trovato niente. Tutto là. Secondo me è andato così, hanno visto che io sono andato via e loro sono entrati in azione. I malviventi restano in casa nonostante l'allarme inizia a suonare. Gli stessi condomini si mobilitano. La prima è la signora Stefania Gatti che abita al primo piano. Era buio, quindi io ho visto 3 sagome nere. Io li ho visti saltare la rete, andare verso il campo, risaltare un'altra rete e andare verso un giardino, come cavallette, sì, decisamente. Avvistamenti e segnalazioni si susseguono. In un sabato sera ad alta tensione un messaggio viene diramato anche dall'amministrazione comunale via social. Si chiede di prestare la massima attenzione. Ci sono stati i carabinieri, dopo alcune famiglie hanno fatto suonare l'allarme apposta quella sera là. Ti viene sale la rabbia più che paura. Dovrebbero stare in gattabuia, ma non a grattarsi, a fare lavori forzati, così imparano cosa vuol dire lavorare e far sacrifici. Dovrebbero stare in gattabuia, ma sono invece liberi di circolare. Vediamo una notizia, questa è del Corriere delle Alpi. Ladri a Limana e Vezzano, tentati altri 2 colpi, allerta furti in provincia di Belluno, 2 case svaligiate sabato, indagano carabinieri e polizia. A Salce trovato uno zaino con attrezzature per lo scasso, in capofrazione ai cittadini, segnalate persone e auto sospette. Ma torniamo a Codogné, dove ovviamente i residenti sono esasperati e si stanno gestendo questa situazione da soli e dicono: ci chiudiamo dentro casa già alle 4 del pomeriggio. Il timore c'è sempre, sì, appunto cani da guardia, allarmi, antifurti, però si sa bene che se hanno intenzione o per una via o per l'altra riescono sempre, si spera sempre di no. Penso che la cosa migliore sia cercare di aiutarsi anche comunque senza creare tanta confusione, ma cercare di stare attenti perché il problema si sente sempre più frequente. Ecco. Di fronte a un fenomeno percepito in crescita, il senso di comunità può fare la differenza. Di certo a Codogné la preoccupazione serpeggiante e per qualcuno le abitudini di vita sono già cambiate. Il discorso è che se ti vengono dentro ti resta la paura, oltre a tutto il danno che ti fanno, e dopo uno, quando non puoi più stare a casa, la moglie non sta più a casa da sola, i figli, questo è il problema. La sera, quelle alle 4 e 5 tocca chiudersi dentro per queste condizioni di furti, di robe, non si sa da dove chi arriva, e le diverse squadre
da come ho sentito. I colpi sono periodici. A inizio anno un raid aveva preso di mira anche l'abitazione del giovane Michael. Mi hanno svuotato dagli armadi i vestiti, tutto quanto, mi hanno portato via un giubbotto, l'oro della compagna e un zaino, insomma. Hanno fatto 7 case quella sera lì. Quindi a gennaio 7 case? Sì, 7 abitazioni. Ma è tutta la Marche in allerta. Nella zona del Veneto orientale tra Cessalto e Portogruaro è caccia un Audi A6 usata in diversi colpi, modificando però la targa. I sindaci dal canto loro stanno intensificando come possono gli sforzi delle polizie locali. Da Casier duplice appello al governo e ai cittadini perché ciascuno faccia la propria parte. Il fattore personale è sempre in difficoltà. In tutti gli enti pubblici diciamo che un po' di personale in più aiuterebbe tutti, questo sì. Ma io insisto sempre anche nei confronti dei cittadini di poter in qualche modo sorvegliare anche la propria casa mettendo delle luci, facendo sì che con una fotocellula si possono accendere, avere delle attenzioni alla propria abitazione. Quella deve essere la prima cosa che deve fare il cittadino. Andiamo avanti con la cronaca. Una paura in centro a Monselice perché alcuni bambini hanno lanciato degli oggetti da un tetto, sassi e coltelli contro i passanti, sono intervenuti i carabinieri. Andiamo in diretta da Federico Fusetti con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te Federico. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG, una storia veramente drammatica, non si può nemmeno parlare di disagio giovanile perché è ancora più minorile, nel senso che parliamo di bambini attorno ai 10 anni, 3 bambini che hanno un po' seminato il panico, la paura in centro a Monselice perché insomma per un paio di giorni hanno lanciato di tutto dalla finestra del loro appartamento fino a quando sono dovuti intervenire i carabinieri perché hanno cominciato a piovere sui passanti biciclette, coltelli, sassi, un po' di tutto. Ovviamente insomma una situazione di disagio di questa famiglia arrivata da poche settimane a Monselice di origine straniera, ma anche quando sono intervenuti agenti della polizia municipale e carabinieri non è stato facile nemmeno per loro riuscire intanto ad entrare nell'appartamento e poi a mediare con questi ragazzini che erano da soli durante il giorno. Pare che accada di frequente questa situazione in cui i genitori non sono con loro e è stato difficile anche per i carabinieri riuscire, ovviamente senza nessun tipo di costrizione, convincerli a quietarsi un po' perché hanno aggredito anche le forze dell'ordine e poi sono stati accompagnati negli uffici dei carabinieri proprio per insomma cercare di ricomporre la situazione. È una situazione difficile anche tra i genitori, tanto che ora la madre rischia comunque la denuncia, ma ovviamente non è facile nemmeno la soluzione di togliere questi ragazzi dalla famiglia per magari sistemarli in qualche comunità, perché c'è qualcosa di molto più profondo. Comunque c'è stato anche il rischio per l'incolumità dei passanti, sono intervenuti anche alcuni negozianti, ma insomma c'è stato il rischio di essere feriti. Pare che anzi una signora, una cittadina di Monselice sia stata colpita da un vetro che si è rotto. Quindi una situazione che coinvolge anche le istituzioni e infatti abbiamo sentito la sindaca di Monselice, Giorgia Bedina, al microfono di Valentina Visentin. Sentiamo come commenta quello che è accaduto. Sindaco, una storia di fragilità innanzitutto perché questi bambini che hanno lanciato questi oggetti hanno una situazione familiare difficile che come servizi sociali adesso state cercando di risolvere. Quali novità ci sono? Allora sì, una situazione di grave disagio sociale, una famiglia difficile, complicata, che solo da 20 giorni risiede nel nostro comune, quindi fino a qualche giorno fa non era nota ai servizi sociali, che però appena insomma sono stati avvisati di questi fatti
insieme alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale si sono attivati e hanno preso anche contatti con i servizi sociali del comune di provenienza, che appunto fino a 20 giorni fa risiedevano in un altro comune e erano già noti i servizi sociali, quindi il giorno 20 è programmato un incontro interdisciplinare fra i nostri servizi, i loro servizi. Nel frattempo le forze dell'ordine con il comune di provenienza si sono messi in contatto e stanno raccogliendo tutte le informazioni utili ai fini di inviare al massimo il 21 all'autorità giudiziaria tutto il fascicolo, perché l'autorità giudiziaria provveda ad assumere i provvedimenti del caso. Ecco, al di là di un intervento di spostamento c'è una situazione che va risolta e gestita, perché insomma questi bambini hanno una situazione familiare molto complicata. Assolutamente sì, naturalmente dicevo di inviare tutta l'autorità giudiziaria, non tanto per la punizione, insomma, che sappiamo che insomma, il sistema giudiziario non punisce al di sotto dei 14 anni, ma proprio perché ci dica l'autorità competente qual è la misura per tutelare i minori, ma tutelare insomma, anche questa situazione in generale che non fa piacere e che mette insomma, a rischio anche altre persone, oltre ai minori stessi. Purtroppo è un problema che riguarda non solo Monselice, ma riguarda tanti comuni, riguarda tante realtà in tutta Italia e il fatto è che se anche dovesse essere che il provvedimento che il giudice ritiene più opportuno sia l'affidamento ai servizi sociali, sarà necessario trovare una comunità che li possa accogliere con relativi costi a carico della comunità, e sappiamo bene che insomma i comuni in questi anni non godono di grandi risorse purtroppo, e se si trova una comunità deve avere lo spazio disponibile, che è cosa non facile, e oltretutto deve accoglierli, perché non tutte le comunità accolgono minori che sono spesso molto problematici. Avete sentito, direttore, hai sentito, c'è proprio questa situazione che da un lato vede ovviamente la necessità di tutelare i cittadini da queste aggressioni, possiamo chiamarle, dall'altro ovviamente anche la volontà di tutelare gli stessi bambini che in un contesto difficile poi faticano ad esempio ad andare a scuola o a vivere la loro quotidianità, e come ha sottolineato il sindaco è una situazione che si ripete in molti comuni italiani con l'età media dei bambini protagonisti di queste vicende che si abbassa sempre di più. Per il momento da Monselice con Cristian Rocca Allende ti salutiamo e vi restituiamo la linea. Grazie molte Federico Fusetti e Cristian Rocca Allende, e andiamo a Tiene adesso da Mirko Cavallin e da Edoardo Paris per una raccolta di fondi dopo l'incendio che ha devastato la sede dei magazzini Munari. A te Mirko. Buongiorno direttore, buongiorno da Tiene, sono nella sede dell'Ascom Mandamento di Tiene. Edoardo Paris vi mostra questa iniziativa che oggi è stata presentata, Munari vive, ogni contributo accende la speranza. Era il 6 novembre, sono passati 12 giorni da quella terribile colonna di fumo che ha distrutto gli oltre 2000 metri quadrati della superficie di vendita. C'era il sindaco in quelle ore, quando lei si è tolto la giacca fosforescente abbiamo capito che il peggio era passato. Che giornate sono state quelle? Sono state delle giornate intense di grande collaborazione con gli enti istituzionali preposti, quindi con la proprietà ovviamente, ma anche con ARPAV, con ULSE, con Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Protezione Civile, quindi è stato davvero un connubio di sinergia, anche perché ci tenevamo in modo particolare alla salute pubblica, quindi delle giornate davvero molto intense sotto tutti i punti di vista. Ora appunto si attende che poi si possa entrare, perché la zona è ancora inagibile. Passo da Andrea Retis, che è presidente del Mandamento di Tiene, di Ascom, insomma una delle aziende più importanti della vostra organizzazione, che però adesso riceve solidarietà. Tanta ne ha data negli anni, adesso tanta ne sta già ricevendo. Sì, come dicevamo prima in conferenza stampa, è un'azienda storicissima, 148 anni di vita, 4 generazioni, poi spiegheranno meglio i titolari. Per cui insomma noi abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta, questa iniziativa, perché vogliamo supportare questa azienda che è storica nel nostro territorio e cerchiamo di dare speranza, energia, entusiasmo per poter trovare la voglia per ricominciare, perché per noi è inimmaginabile che non ci sia il Munari.
Munari c'è, anche se in forma ridotta, con 2 negozietti che rimangono aperti, giusto uno qui sotto in via Montelle e un altro. Remigio e Giuliano sono gli attuali 2 titolari. Avete già ricevuto tanta solidarietà, in particolare dei bambini. Non so chi dei 2 ha l'album dei disegni che intanto Edoardo può inquadrare. Ecco. Sì, siamo felici di questa, praticamente anche sorpresi di questa, come si dice, solidarietà che abbiamo ricevuto. È incredibile, ci dà la forza di poter continuare in qualche maniera. Naturalmente adesso c'è la parte burocratica, che è quella più importante da seguire, e diamo speranza ai nostri bimbi di poter ricevere di sicuro tanti doni a Natale senza problemi, magari con tante case che ha Babbo Natale in giro per l'Italia, perciò sono tranquilli di sicuro. Noi siamo qui, ringraziamo naturalmente tutti di questa solidarietà, di questo amore che ci avete dato. Grazie. Ecco, questa è la casa qui in zona, è conosciuta come la casa di Babbo Natale. Ecco Giuliano, voi avete, oltre a voi e la vostra famiglia, sono altre 18 famiglie che con voi lavorano, i vostri dipendenti. Loro adesso in che situazione sono? Adesso sono in ferie, nell'attesa di capire le modalità con cui metterli in protezione. Per noi la preoccupazione in questo momento sono proprio i nostri dipendenti, che per noi erano una famiglia, non erano dipendenti ma erano proprio una famiglia, quindi i nostri sforzi in questo momento, tutte le nostre risorse sono orientate a questo. Poi cominceremo a capire anche tutto il resto, ma in questo momento la nostra emergenza è questa. Appunto, il capannone è ancora inagibile, in attesa che i tecnici facciano le ultime verifiche, ma un segno del Natale ci sarà, almeno all'esterno? Sicuramente metteremo un Babbo Natale gigante per ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero per noi. Ecco, chiudo con un aneddoto. Pare che i vigili del fuoco abbiano salvato all'interno del capannone un giocattolo, ed era proprio il camion dei pompieri, quello che tanti bambini amano. Speriamo possa essere recuperato come simbolo. Grazie ai nostri ospiti, da Tiene è tutto, a te direttore. Grazie Mirko, grazie molte, a te e a Edoardo Paris per la parte tecnica. Adesso torniamo alla firma delle preintese per 4 materie, parliamo di autonomia differenziata. Oggi la firma a Venezia, a Palazzo Balbi, e c'erano il ministro Calderoli e il presidente Zaia, che abbiamo già sentito. Sentiamo il ministro per gli affari regionali e l'autonomia, Roberto Calderoli. Sentiamo. È in Costituzione dal 2001, ma fino ad oggi nessuno aveva fatto praticamente nulla. Ministro, in pratica cosa cambia per quanto riguarda la sanità e per quanto riguarda la protezione civile? Riguardo alla protezione civile, la prima cosa che abbiamo fatto è mettere risorse nel fondo delle emergenze regionali, che oggi non aveva risorse. Ne abbiamo messe 20 milioni per il secondo semestre del 2025, saranno 40 nel 2026, 60 nel 2027, quindi le regioni avranno le risorse per affrontare anche in proprio quelle emergenze che abbiano carattere regionale, comunale o provinciale. La possibilità che sia il Presidente stesso a emanare le ordinanze, quindi una tempistica molto più rapida per poter intervenire, e la formazione e l'assunzione del personale della protezione civile. In materia sanitaria, a parità di risorse che vengono destinate del Fondo Sanitario Nazionale a ciascuna regione, per quelle regioni che abbiamo già dimostrato di essere virtuose, quindi di essere in equilibrio economico-finanziario e di già garantire i LEP, la possibilità di avere una maggiore possibilità di manovrabilità rispetto all'utilizzo di quelle risorse che oggi hanno dei vincoli e dei limiti in ogni ambito e settore sanitario, che è assurdo mantenere e lasciarli come avanzi e non poterli usare sempre ovviamente nella spesa sanitaria. Una firma a 4 giorni dal voto qui in Veneto. Devo dire che il governo il 28 di febbraio del 2018 con le elezioni politiche e non regionali che si svolsero il 4 di marzo, quindi direi che c'è un precedente sicuramente più pesante. Qui non stiamo parlando di elezioni politiche, io oggi e domani farò con 4 e una sola di queste va al voto, tutte le altre non sono coinvolte da momenti elettorali, quindi questa è voglia di dare autonomia e dare quelle risposte, perché
sia una ragione di vita per il Presidente Zaia e credo che sia molto una firma quasi a tempo scaduto, ma però è ancora in carica lui. Allora, questo era il Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli. È scoppiata una polemica con le opposizioni che appunto insinuano un gesto, una decisione legata alla propaganda preelettorale. Il Partito Democratico in particolare dice è stato firmato proprio poco prima delle elezioni per dare una spinta al centrodestra. Andiamo sul maltempo in Friuli Venezia Giulia, davvero un'intera regione devastata da frane, inondazioni, soprattutto nel Goriziano, tantissimi disagi. Epicentro è stato il comune di Cormons, dove nella frazione di Brazzano si è registrato, ci sono stati 2 morti, il ragazzo tedesco ritrovato ieri e l'anziana che voleva salvare. Vediamo il punto sulla situazione. Vediamo. Una violenta ondata di maltempo ha causato il disastro nella notte. Una frana di fango ha travolto 3 abitazioni a Brazzano, frazione di Cormons, con un terribile bilancio di 2 persone morte e un ferito. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco e volontari della protezione civile, ricoverata all'ospedale di Udine con una frattura alla gamba. Purtroppo penso che ormai povero, perché ha tentato di sollevare la signora anziana, no? Certo. È rimasta purtroppo sotto. A Cormons sono caduti 152 mm di acqua in sole 6 ore. Il locale stellato di Vencò è stato invaso dalle acque del fiume Iudrio. La chef Klugman ha lanciato un appello drammatico per i soccorsi, ma la strada era interdetta per un'altra frana, cosa che ha tardato l'intervento della protezione civile. Disgrazia questa che è. Ormai la mia casa è andata. Ho avuto paura? Io ero a lavoro, sono stato chiamato per andare a prendere il cane che la mia vicina è subito intervenuta. La regione in ginocchio, i fiumi Iudrio, Corno e Torre sono esondati in più punti. A Versa, nel Goriziano, i vigili del fuoco hanno recuperato persone dai tetti delle case con elicotteri e gommoni, con circa 300 sfollati nella sola mattinata, prima dell'ordinanza firmata dal sindaco Felcaro di sgombrare ogni abitazione. Saremo assolutamente precisi nel valutare quelle che saranno le necessità e in base a quello agiremo, ci muoveremo in concerto con la protezione civile e con i vigili del fuoco. Gli scantinati dell'ospedale di Palmanova sono rimasti sommersi, i pazienti del reparto dialisi sono stati trasferiti, il CUP chiuso per tutta la mattina prima del ritorno alla normalità. La strada regionale 56 tra Cormons e San Giovanni al Natisone è rimasta interdetta con la chiusura del ponte tra Medea e Chiopris. Siccome l'area è ampia, a sottoscrivere il decreto, quindi firmeremo un decreto di emergenza regionale e chiederemo la mobilitazione nazionale per consentirci di avere maggiori forze nel ripristino di pulizie, sistemazioni e interventi che sono necessari, perché l'acqua è stata importante. Soltanto nelle prime 6 ore in quest'area colpita sono cadute oltre 150 mm di pioggia. L'ondata di maltempo ha colpito in particolare le ex province di Udine e Gorizia, con centinaia di richieste di intervento ai vigili del fuoco messe in coda, e l'assessore competente Riccardi che ha prolungato fino alla giornata di mercoledì l'allerta meteo, che sarà arancione nelle zone maggiormente colpite. Sentiamo il commento del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga. Sono in corso tutte le operazioni di soccorso, l'evacuazione delle aree colpite per mettere in sicurezza le persone. La situazione è estremamente difficile, purtroppo il maltempo che ha colpito è eccezionale, che ha colpito quelle aree e anche fuori dai modelli previsionali ha inciso drammaticamente in quelle aree, soprattutto nella frazione di Cormons e a Romans di Sonzo. Ma non solo. I vigili del fuoco stanno lavorando, la collaborazione della protezione civile è assicurata e quello che posso dire è che Regione Friuli Venezia Giulia metterà in campo le risorse anche nella legge di bilancio per affrontare e dare risposta alla popolazione e alle imprese della zona. Il dramma che
proprio pochi minuti fa emerso è la perdita della vita del ragazzo di 32 anni che era andato a soccorrere altre 2 persone che purtroppo sotto la frana avvenuta a Corbons ha perso la vita. Voglio esprimere ovviamente la totale vicinanza della Regione alla famiglia per un fatto drammatico, oltretutto di una persona che stava cercando di aiutare il prossimo. Regione Friuli-Venezia Giulia su questo farà tutto il possibile, ovviamente, farà tutto il possibile per continuare ad assistere. Le aree già colpite sarà comunque allerta arancione, visto che il terreno è già imbevuto d'acqua, visto che l'area è già fragile. Così Massimiliano Fedriga, poi ieri sera era stata trovata morta anche l'anziana dispersa e che quel 35enne tedesco aveva tentato di salvare. Sentiamo altre testimonianze raccolte da Omar Costantini. C'è poco da raccontare, nell'arco di nulla praticamente il Liudre ha esondato con una violenza mai vista, ha spostato sacchi, ha spostato bancali da 2-3 quintali come se fossero foglie, li ha sbattuti ovunque, l'acqua è arrivata a livelli mai visti. Il 98 è stata l'alluvione, la famosa ultima alluvione, che non è stata nulla rispetto a questo, e stavolta non abbiamo più niente. Ecco, ricordiamo, come giustamente diceva lei, che posso garantirvi che anche per quanto mi riguarda, visto che abito nella zona, una violenza del genere non l'ho mai vista in quasi 50 anni. Nel frattempo erano state fatte, se non sbaglio, anche dei lavori di prevenzione, no? Perché c'è il vecchio canale che serviva al vostro mulino, che era stato trasformato in un certo senso in una sorta di canale di scolo, no? Il canale è stato ripristinato qualche anno fa, finalmente eravamo riusciti anche per scopo turistico e quant'altro a farlo scorrere, peccato che è stato riabbandonato da chi di dovere, la manutenzione non è mai stata eseguita, salvo appunto qualche scogliera eccetera, ma comunque il canale era pieno, ma a prescindere da questo Liudrio versa in condizioni vergognose, sono anni che lo denunciamo, sono anni che mi sono inimicato qualsiasi santo, a prescindere da questo, questa pioggia è stata folle, eccezionale, come ormai dobbiamo abituarci, però in funzione di questo cambiamento climatico dobbiamo incominciare a sistemare veramente, a progettare un sistema idrogeologico che sia in grado di sostenere questo tipo di calamità. Chiaro. Ecco, ricordiamo che la vostra attività è del 1895, qui, cara Monica, ma anche per i nostri amici da casa, una volta c'era il confine tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico. Questo mulino non ha funzionato, possiamo dire, solo in due occasioni, durante le 2 guerre e purtroppo quando ci sono state queste esondazioni del fiume. Però, come giustamente ha detto lei, siamo a livelli eccezionali e... Allora, questo era Omar Costantini, adesso andiamo a vedere gli sfollati in un'altra località duramente colpita che versa persone che sono state evacuate, centinaia di evacuati e che hanno trovato riparo in palestre e in altri edifici. Certo, la paura c'è tanta. Sua sorella come sta innanzitutto? Sfollata, e ho già detto tutto, danni inimmaginabili in tutto e per tutto. E ha i piedi, le scarpe che le hanno dato, tutto il resto non ha niente. Niente, io purtroppo faccio l'agricoltore, vivo il territorio ogni giorno, conosco il territorio, ogni angolo del mio territorio perfettamente, quindi ha piovuto tutta la notte e mi immaginavo che al mattino sarebbe arrivata l'acqua. Mi sono svegliato di soprassalto, non so perché, ho guardato fuori dalla finestra, ho visto un movimento, sono sceso subito, ho svegliato i figli, ho detto sta arrivando l'acqua, sono sceso, ho fatto 30 metri, l'acqua era già in paese, nessuno ci ha avvisato logicamente, siamo riusciti a portare via qualche macchinario, le macchine, le cose più preziose se vogliamo dire, le abbiamo portate all'asciutto. E niente, adesso la protezione civile e i pompieri ci hanno fatto andare via da casa, che potevamo rimanere al primo piano, però da prassi, non so perché, ci hanno fatto evacuare tutti. A me piacerebbe capire perché non è funzionato l'allarme, l'Italer, non so chi doveva e come, ma qualcosina si poteva salvare, non tutto, ma si poteva immaginare che arrivava l'acqua, quindi mi viene ancora più rabbia
Tutto bene? Insomma, un po' tutto distrutto, direi. Lei sta bene? State bene voi? Sto bene, sì, tutto a posto, sono stati bravissimi i soccorsi. Tanta paura? Tanta. La casa? Distrutta. Le macchine, le moto, tutto. Non c'è più niente. È un'esperienza forte. Dobbiamo riprenderci un attimo e l'importante è che le persone siano bene, insomma, il resto si ricompra. Tanta paura? È arrivato tutto il momento, no? E abbiamo dovuto tirar su le cose che potevamo salvare e poi il pensiero, comunque anche stasera hanno dato tanta pioggia, quindi in via precauzionale è meglio abbandonare la casa e ritorneremo quando sarà il momento, insomma. Vediamo un titolo dei giornali. Antonia Klugman, sott'acqua il ristorante stellato L'Argine a Vencò, un famoso ristorante, nessun aiuto, miliardi per il ponte di Messina e nulla per un'emergenza collettiva. Adesso andiamo a Belluno perché per il progetto delle stazioni olimpiche è previsto un sopralluogo del ministro Salvini che sta arrivando a Belluno. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani. A te, Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Purtroppo ci annunciano ancora un ritardo sulla tabella di marcia per l'arrivo del ministro Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, che dovrebbe essere qui non prima delle 14. Siamo alla stazione ferroviaria di Belluno, è qui che da tempo si sta lavorando, è il cantiere in fermento per l'adeguamento della stazione ferroviaria, delle pensiline, del sottopasso, ma anche del palazzo che vi sta inquadrando Stefano, proprio del palazzo che è protetto, tutelato dalla soprintendenza e che necessitava di un urgente adeguamento sismico. Il progetto Stazioni di Rete Ferroviaria Italiane cuba qualcosa come 50 milioni di euro, forse qualcosa di più, e in provincia di Belluno i lavori interessano, oltre alla stazione di Belluno, anche quella di Feltre, di Longarone e di Ponte nelle Alpi. Va da sé che a causa di questi lavori attualmente le linee ferroviarie sono sospese e quindi il trasporto ferroviario è fermo e gli utenti sono costretti ad utilizzare i mezzi sostitutivi, i pullman, con i disagi che possiamo immaginare, ma insomma la speranza è che questi lavori entro la fine di quest'anno 2025, questo è il termine della progettazione, vengano conclusi e che quindi la mobilità ferroviaria possa riprendere regolarmente anche in provincia di Belluno, perché è evidente, ci sono le Olimpiadi, ma poi sappiamo che ci saranno delle tratte che successivamente, perlomeno fino al 2030, saranno interessate da lavori di manutenzione da parte di Rete Ferroviaria Italiana. E questo comporterà la chiusura delle tratte per almeno 6 mesi all'anno, di qui fino al 2030. Per quanto riguarda i lavori alla stazione ferroviaria di Belluno, l'importo è lievitato rispetto alla progettazione iniziale, da 12 si è passati a 15 milioni di euro, forse qualcosa in più, e assieme a questo lavoro in tandem dovrebbe iniziare ed essere definito anche il progetto che sta seguendo direttamente il Comune di Belluno, l'amministrazione comunale di Belluno, per il rifacimento e l'adeguamento dell'intero piazzale, che in questo momento lascia un po' a desiderare, che è diventato un po' terra di nessuno, soprattutto la sera quando gli autobus tornano nelle rimesse della Dolomiti Bus e delle altre aziende di trasporto. Qui diventa di fatto un parcheggio selvaggio, soprattutto nel fine settimana. Allora, come si può vedere dallo spiegamento anche di Forze dell'Ordine, il ministro è atteso, sappiamo che arriverà in ritardo, noi vi daremo conto anche di questo sopralluogo naturalmente nei nostri telegiornali questa sera. Da Belluno è tutto, con Stefano Bozzi vi restituiamo e ti restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie. Vediamo gli incidenti stradali. Lungo la Romea ce n'è stato un altro quando uno degli operai che lavora nel cantiere stradale è stato travolto da un'auto. Qualche ora prima era stata segnalata sui social una scarsa visibilità.
Un operaio è stato travolto lungo la Romea mentre lavorava nel cantiere dove sono in corso i lavori di manutenzione sul ponte del canale Fossetta a Chioggia. A investirlo un automobilista che avrebbe invaso le aree di cantiere. Con tutta probabilità la persona al volante si è accorta troppo tardi della presenza dei lavori in strada, forse anche per la scarsa visibilità o la velocità elevata. Questo potranno chiarirlo solo le indagini. Il lavoratore, spiega in una nota ANAS, gestore della strada e del cantiere, è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale non in gravi condizioni. Sulla dinamica dello scontro sono ora in corso gli accertamenti delle autorità con la collaborazione della direzione lavori di ANAS. Poco prima c'era chi segnalava sui social la scarsa visibilità in un cantiere che spesso è stato oggetto di discussione. Nel tratto in cui si è verificato l'incidente sono in corso operazioni di asfaltatura che, come da programma, si svolgono appunto in orario notturno. La fase successiva è programmata per la notte di giovedì 20 novembre, quando ANAS dovrebbe eseguire le prove di carico statiche sul ponte, propedeutiche al collaudo e al completamento dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura. Servizio di Ilaria Marchiori, vediamo la fine drammatica di un uomo. Sul Gazzettino Roberto Lorenzon ha un malore al volante del camion, accosta e muore fuori dai cancelli dell'azienda. I colleghi lo vedono e provano invano a salvarlo. È successo a Villorba. E c'è stata per la cronaca giudiziaria una prima udienza dei 2 processi per la tragedia del Natisone. Sentiamo. Sarà il giudice Daniele Faleschini Barnaba il prossimo 2 dicembre a pronunciarsi sull'istanza di riunione dei processi presentata dal pubblico ministero Letizia Puppa al giudice Mauro Qualizza. E questo è l'elemento di rilievo emerso dalla prima udienza del processo per la tragedia del Natisone, iniziato intanto per il solo Michele Nonino, l'operatore della Sores accusato di omicidio colposo plurimo con i 3 vigili del fuoco Andrea Lavia, Luca Mauro ed Enrico Signor, per i quali il procedimento inizierà invece il 2 dicembre. Tutti gli imputati hanno scelto di saltare l'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato, ma avendolo fatto in momenti diversi, prima Nonino, difeso dall'avvocato Maurizio Miculan, poi i 3 pompieri, difesi da Stefano Buonacori e Alfonso Mangoni, sono stati fissati 2 processi separati, che però sono destinati ad essere riuniti davanti ad un solo giudice. Noi come parte civile quindi abbiamo aderito alla richiesta del pubblico ministero e abbiamo fatto l'istanza di costituirci in questa sede già parte civile e poi di riassumere il tutto nell'eventuale nuovo procedimento che ci sarà dalla riunione dei 2. Sarà un processo lungo, complesso, ci saranno tanti testi da sentire, perché quando si parla di colpa, come in questo caso il capo di imputazione, non dimentichiamolo mai, è omicidio colposo, plurimo, perché si tratta di 3 ragazzi, è sempre complesso andare a vedere quali sono i profili di responsabilità, soprattutto calibrarli in base alle azioni ed omissioni di ognuno. Alla prima udienza erano presenti genitori, fratelli e sorelle delle 3 vittime, tutti ammessi dal giudice Mauro Qualizza come parti civili. Non era presente invece Michele Nonino. Diciamo che oggi non era necessaria la presenza in aula di nessuno perché era destinato a incombenti di natura tecnica. Il processo è pena e questo processo, come nessun altro, porta da una parte la tragedia di chi ha perso 3 giovani vite e dall'altra l'angoscia di chi, come mi ha assistito, è chiamato a rispondere giudizialmente. Vedremo più avanti se e nei limiti in cui sarà necessaria la sua presenza. Sicuramente, laddove così fosse, non si sottrarrà da alcun tipo di contraddittorio. Quindi potrebbe anche decidere di fare delle sue dichiarazioni spontanee o rispondere a un interrogatorio? Ma questo tendo ad escluderlo perché questo è un processo che, al di là degli aspetti emozionali, è essenzialmente tecnico. Si tratta di ricostruire quali fossero i regolamenti e protocolli vigenti all'epoca e se in concreto sono stati rispettati o meno. Erano presenti in tribunale i familiari delle 3 vittime, abbiamo raccolto le loro dichiarazioni. Sono stati lasciati lì da soli, disperati, piangendo e aspettando la morte. Spero che si arrivi alla verità. Devo lottare per mia famiglia, per mia figlia che non c'è più, per trovare la verità, per vedere quello che non è andato, quello che non è stato fatto e se qualcuno ha sbagliato deve rispondere. È assurdo che tutto quello che è successo, ancora non riesco a trovare una spiegazione logica. Poi vedendo adesso che subito per qualsiasi cosa vanno in elicottero 2, dico ma perché per mia figlia e i suoi amici non
non è stato fatto niente, perché per loro, per me, non è stato fatto niente. Giustizia italiana in quanto tempo farà veramente giustizia, visto che tutte le carte sono sul tavolo? I miei genitori sono distrutti, il mio fratello non c'è più. Quando l'abbiamo trovato 3 settimane dopo che lui è stato nell'acqua. Le ragazze sono state trovate in 2 giorni, potevano trovarlo forse un po' prima. La ricerca non è stata fatta a Feri difficilmente. Lei ha visto il video, dice che la corda è stata afferrata, però non era stata legata, perché a un certo punto loro vedono dal video che questa corda comunque cade e il ragazzo sta preso dalle acque. Loro avevano un grande aiuto da questo ragazzo, perché quando lui si è spostato in Austria i genitori, la famiglia sono stati con lui, cioè loro hanno seguito questo ragazzo, era la mano destra di loro, insomma, adesso sono arrivati alla vecchiaia da soli. Vediamo la morte del bambino di 9 anni a Muggia, molteplici le ferite, quella mortale al collo. È stata eseguita ieri l'autopsia sul corpo del bimbo ucciso dalla madre Olena Stasiuk nell'appartamento di Piazza Marconi 3 in pieno centro a Muggia. L'esame avrebbe confermato la presenza sul corpicino di più ferite inferte con un grosso coltello da cucina. Il colpo risultato fatale al bambino sarebbe proprio quello che lo ha raggiunto alla gola. Naturalmente permane il massimo riservo sui risultati dei primi accertamenti. Dell'esame autoptico è stato incaricato il medico legale Stefano Del Rico. Una storia spaventosa, un bambino che ha fatto una fine orribile a causa dei diverbi per anni dei suoi genitori, ma in particolare del fatto di essere stato lasciato affidato a una madre che era in cura psichiatrica. Vediamo il servizio della nostra redazione. La denuncia caduta nel vuoto dopo i 2 episodi raccontati al padre, le mani della madre strette al collo e un dito infilato nel sedere. È quanto il piccolo Giovanni Trame aveva raccontato a papà Paolo e agli operatori del pronto soccorso nell'estate del 2023. All'epoca il bambino aveva 7 anni. Sempre più particolari stanno emergendo da questa torbida storia fatta di accuse reciproche fra i genitori. Dopo i 2 episodi citati, Paolo Trame aveva deciso di sporgere querela nei confronti dell'ex moglie Olena Stasiuk, che nella serata di mercoledì scorso a Muggia ha posto fine alla vita del figlio tagliandogli la gola con un coltello da cucina nella casa di Piazza Marconi 3. A seguito della denuncia la Procura di Trieste aveva aperto un fascicolo di indagine per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni aggravate, ma dopo alcuni mesi il pubblico ministero Chiara De Grassi aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione a causa della scarsità di elementi a sostegno dell'accusa di Paolo Trame. In quel frangente il figlio non era stato sentito dopo le sollecitazioni dell'avvocato Gigliola Bridda, che allora assisteva il padre di Giovanni durante la battaglia per l'affidamento. Olena Stasiuk invece accusava a sua volta Paolo Trame di violenza sessuale nei confronti di Giovanni. Intanto la 55enne di origine ucraina resta ricoverata all'ospedale, ma il fermo è stato convalidato. Le perizie psichiatriche potranno essere effettuate solo nei prossimi giorni. Quella già disposta dal GIP per capire le condizioni psichiche della donna e quella richiesta dalla difesa per capire se Olena sia in grado di sostenere un processo. Si è gettato nel Bacchiglione per evitare il controllo degli agenti. Un pusher è stato arrestato dalla polizia locale che ha recuperato 100 dosi di cocaina già pronte per la vendita e altre sostanze per altre 350 dosi dal valore stimato di oltre 16.000 euro. È successo a Vicenza. Per scappare dagli agenti della polizia locale che lo braccavano si è gettato nelle acque gelide del fiume Bacchiglione, finendo poi per essere bloccato e arrestato. L'episodio è accaduto sabato pomeriggio tra Viale Dalviano e via Bacchiglione. Protagonista della fuga un giovane di origini tunisine che alla vista della polizia locale che stava procedendo a un controllo è scappato improvvisamente all'interno del parco Padre Uccelli, scavalcando la recinzione dell'area verde. Il giovane ha gettato un sacchetto per poi tuffarsi a sua volta nel corso d'acqua. Per darsi la fuga si è gettato letteralmente all'interno delle acque del Bacchiglione. I nostri operatori lo hanno seguito lungo le ripe e quindi al fine proprio di bloccarlo e anche di trarlo in salvo evidentemente. Lo hanno sollevato e hanno recuperato anche la sostanza stupefacente che praticamente era circa un etto di cocaina pura, e per un 350 dosi e per un
per una somma per un valore di circa 18.000 euro. Il soggetto era pericoloso, aveva già ricevuto un ammonimento per codice rosso da parte del signor Questore, quindi diciamo che è stato un intervento molto importante per il quale il soggetto è prevenuto, è stato poi sottoposto all'arresto. Gli agenti sono riusciti a recuperare il sacchetto lanciato dal giovane che conteneva più di 100 grammi di cocaina. Una parte era suddivisa in 100 dosi pronte per essere vendute, mentre l'altra parte era ancora in sasso e di purezza particolarmente elevata, come rilevato dalle analisi. Era droga non destinata a Campomarzo, ad acquirenti in stato di povertà, era cocaina purissima, quindi destinata a persone che se la potevano permettere. E questo è un tema che ci interroga tutti, perché fin tanto che ci sarà chi compra la droga e magari sono persone rispettabilissime e che vivono in città, altrettanto ci sarà chi la vende. Quindi da questo punto di vista serve la repressione durissima nei confronti di chi spaccia, serve anche un'attività di prevenzione, serve anche che non ci siano più acquirenti in città, non ci sia più chi alimenta il mercato della droga. Per il giovane è scattato l'arresto in carcere per detenzione a fini di spaccio e resistenza pubblico ufficiale. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Andiamo in pubblicità con la nostra regia. Oggi ci sono Tony Esposito e Andrea Basso e poi avremo qui ospite Alberto Villanova, candidato alle prossime elezioni regionali con la Lega. Conto alla rovescia per le prossime elezioni regionali del 23-24 di novembre e oggi una firma importante a Venezia, è arrivato il ministro per gli affari regionali e l'autonomia Roberto Calderoli, le 4 pre-intese con materie non lepabili. Parliamo di questo ed altro con Alberto Villanova. Buongiorno direttore. Buongiorno Villanova, presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia e candidato ovviamente alle prossime elezioni regionali con la Lega. Il Partito Democratico ha subito criticato questa firma dicendo che si tratta di propaganda in vista proprio del voto. Le faccio una domanda io, direttore. Quando mai il Partito Democratico non ha criticato qualcosa sull'autonomia? Mai? Cioè, non è mai successo. Ma ho visto le dichiarazioni di Manildo, no? Che ha detto che è una presa in giro. Ricordo lo smemorato di Treviso, tutte le prese in giro che ci sono state da parte del PD sull'autonomia. Partendo da Renzi quando impugnò la legge nel 2014 dove vincemmo in Corte Costituzionale, infatti si è celebrato il referendum, arrivando a Gentiloni quando ci ha impedito di usare la tessera elettorale, ci ha fatto pagare i militari e i seggi, arrivando fino a qualche mese fa quando il PD raccoglieva le firme insieme alla CGIL per fare un referendum contro l'autonomia insieme al referendum per dimezzare il tempo della cittadinanza agli immigrati. Giusto per fare un piccolo riassunto di cosa ha fatto il PD fino adesso per l'autonomia. Sentire che oggi ci vengono a dire che questo non va bene, che è una presa in giro e compagnia, sinceramente fa veramente sorridere. Io lezioni di autonomia dal PD, da Manildo e da compagni, sinceramente non ne voglio avere. Ecco, e loro rispondono però rispetto a questo, dice noi non siamo contro l'autonomia, siamo contro questa autonomia di Calderoli. Ripeto la domanda, quali proposte hanno fatto loro per l'autonomia in tutti questi anni? Perché io non ho memoria di aver visto una proposta di autonomia quando sono stati al governo, e sono stati al governo per tanti anni, non mi ricordo, c'era il ministro Boccia, se non ricordo male, che diceva che avremmo fatto, se sarebbe fatta la loro proposta e compagnia. Io non ho mai visto niente, lo zero assoluto, vuoto pneumatico sull'autonomia. Si ricordano di essere autonomisti solo quando arrivano le elezioni regionali. Dopodiché, a partire da Elly Schlein in giù, vediamo anche i loro candidati governatori proprio in questi giorni cosa stanno dicendo sul fatto che l'accordo con il Veneto porterà via risorse alle altre regioni come la Campania, okay? Quando non porterà via €1 la Campania. Ecco, questo è quello che ha fatto il PD sempre sull'autonomia, andare contro la volontà dei veneti, andare contro quello che è stato l'esito di un referendum democratico dove sono andati a votare e hanno votato per il 98% i veneti a favore dell'autonomia e hanno sempre tradito e continueranno a tradire quello che è questa richiesta dei veneti, che non dovrebbe aver colore politico, però per loro il colore è sempre quello di andare contro l'autonomia. Ecco, domani avremo ospite il presidente del Movimento 5 Stelle
Giuseppe Conte, che sarà qui in Veneto per sostenere appunto il campo largo. Anche il 5 Stelle aveva messo i paletti tra le ruote, mi pare. Ma no? ha trovato la strada per il Veneto? Conte si ricorda come arrivare? Perché io me lo ricordo solo quando lui era Presidente del Consiglio, mi ricordo le varie prese in giro. Vi si ricorda il suo ministro Di Maio quando venne nella nostra regione a dire che saremmo andati avanti con l'autonomia? Uscito dal confine della regione andò a Napoli a dire che l'autonomia doveva essere gestita dall'Università di Napoli, la Federico II di Napoli. Io ho memoria lunga su quello che è successo, perché per me è una battaglia veramente che mi ha portato a entrare in politica con la sola autonomia, quindi mi ricordo bene chi sono i nemici dell'autonomia e i nemici del popolo veneto, e sicuramente Conte, Giuseppe Conte è uno di questi nemici. Senta, che cosa rappresenta questa firma, queste prime 4 preintese? Insomma, no? Tanti cittadini chiedono quali saranno i tempi per arrivare a un'autonomia compiuta. Insomma, no? C'è chi dice ci vorranno alcuni anni, d'altra parte le riforme sono lunghe, riforme di questa portata poi. Beh, allora penso di interpretare quello che è il pensiero di tanti veneti. I tempi sono lunghi, ma sono già troppo lunghi. Questa preintesa è importante, è un passaggio importante, però deve essere solo l'antipasto di quello che sarà dopo l'approvazione da parte delle Camere di questi primi 4 funzioni. E sono funzioni importanti, tra questi c'è anche la sanità, quindi c'è la parte che restava della sanità che arriverà in Veneto, darà grandi possibilità di spesa in più, di gestione della spesa in più, però io voglio pensare che adesso, oltre all'antipasto, si arrivi anche alla portata principale, cioè ad avere effettivamente qualcosa di concreto. Questa è una maggioranza di governo che ha firmato un patto prima di arrivare appunto al governo con la Meloni, e c'era un impegno chiaro sull'autonomia, e io voglio pensare che questo impegno venga rispettato e che quindi queste preintese vadano velocemente in Parlamento, vengano votate in Parlamento, così finalmente vedremo i parlamentari veneti se voteranno a favore o contro, avremo la lista di tutti quelli che voteranno a favore o contro, e spero che i cittadini da casa guardino queste liste e che arrivi finalmente il titolo di regione autonoma per il Veneto, con l'attribuzione delle materie. Le prime 4, come dicevo prima, come antipasto, ma poi ce ne sono altre 19 e quindi la battaglia non finisce sicuramente qua. Ecco, oggi tutti i giornali parlano di quanto ha detto ieri Matteo Salvini, parlando di Luca Zaia. Ha detto se dovesse diventare presidente Alberto Stefani, lui potrebbe subentrargli come parlamentare, no? Zaia mi pare che non abbia risposto, anzi ha detto sono tutte fantasie, no? Qualcuno ha detto ma insomma è stato un po' uno sgambetto di Salvini, come la pensa? Non lo so, ho visto anche io le dichiarazioni sia di Salvini che di Zaia. Ora io non so quale sarà il futuro del Presidente. Ogni giorno probabilmente dell'ENI, sindaco di Venezia, ministro. Sì, abbiamo visto diverse attribuzioni di incarichi plausibili per il Presidente. Ora io non so quello che sarà il suo futuro, io spero che rimanga sempre al servizio dei veneti come ha fatto in questi anni, e che lavori per il Veneto, che sia a Roma o che sia in altre situazioni. So che il suo impegno insomma non verrà mai meno su questo. Senta Villanova, diciamo il tasto dolente o più dolente è quello della sicurezza. Noi passiamo delle ore a dare notizie di furti nelle abitazioni, di aggressioni, le baby gang, le risse, addirittura dei banditi che, come è successo qualche giorno fa, saltano addosso un ex primario, gli portano via il Rolex. Quindi proprio ormai una volta si diceva il Bronx, adesso il Bronx è un tranquillo quartiere di New York, ma una volta era un quartiere malfamato. Però siamo veramente a dei livelli insopportabili. Sì. Io in questi anni ho girato tanto tra la gente, nei nostri paesi, nelle nostre città, e non so se ha notato anche lei, direttore, quando giriamo nelle città, in una stazione che magari non è quella di Milano, se c'è un grande centro, ma può essere anche una stazione delle nostre città venete. Non so se ha notato che quando una donna entra nelle stazioni è costretta ad abbassare la testa, a guardare per terra per non incrociare lo sguardo di certi lazzaroni che girano nelle nostre stazioni. Lo stesso vale per certi quartieri delle nostre città. E questa
questa infezione si è diffusa anche nei paesi più piccoli, perché succedono cose che non succedevano, baby gang, maranza, chiamatele come volete. Vedi le persone, anche ragazzini che vanno a scuola, ragazzini bravi che devono abbassare la testa di fronte a questi bulli che sembrano padroni delle nostre città. Io credo che, anche se la competenza della sicurezza non è in capo alla regione, io credo che noi dobbiamo far sentire forte la nostra voce, perché noi dobbiamo riprenderci le nostre città. Noi dobbiamo assolutamente riprenderci le nostre città, dobbiamo fare in modo che questi lazzaroni, questa gentaglia non comandi più nelle nostre città, nelle nostre stazioni, che le forze dell'ordine finalmente abbiano le mani slegate, perché le leggi nei decenni passati hanno tentato, anzi sono riuscite anche a mettere dei limiti forti alle forze dell'ordine, e noi come regione dobbiamo portare la voce dei cittadini veneti, farla arrivare forte a Roma, perché questo governo deve vincere la timidezza che ha avuto, la paura di passare per un governo estremista, fascista, chiamatelo come volete, e vanno fatte delle leggi che portino le forze dell'ordine a poter intervenire, a usare la forza se necessario, a usare gli strumenti che hanno a disposizione se necessario, ma va rimesso assolutamente ordine. Dobbiamo riprenderci le nostre città e dobbiamo fare in modo che i nostri cittadini possano camminare a testa alta, senza paura, nelle stazioni e nelle nostre città a qualsiasi ora del giorno o della notte. Non è più concepibile che questi personaggi si credano padroni delle nostre città, perché non lo sono e non lo saranno mai. Poi un cancro che si è diffuso proprio in tutte le province, anche nei centri minori, insomma, no? Nelle zone più periferiche, più isolate. Stasera alle 18 Giorgia Meloni e i big del centrodestra, quindi Tajani, Salvini, Maurizio Lupi al Palageox, quindi ci sarà questa kermesse elettorale a sostegno di Alberto Stefani. Lei ci sarà? Sì, ci sarò. E io spero che parta proprio un messaggio sul tema della sicurezza, perché lì abbiamo i leader nazionali, no? Certo. Vengono in un territorio che non è più disposto ad accettare quello che sta succedendo, anche per quello che riguarda i furti in casa, una piaga che sta veramente martoriando il territorio da mesi, perché una volta era, diciamo, limitata al periodo autunnale, adesso è tutta l'estate che c'è questa piaga. Queste bande che arrivano dall'est hanno preso il nostro paese per il Bengodi, vengono qua, sanno che se vengono prese verranno rilasciate subito, e allora spero che dal palco di Padova parta stasera un bel messaggio sulla sicurezza, della serie che si andrà a lavorare ancora di più sulla legittima difesa, per fare in modo che una persona quando è in casa si possa difendere a prescindere dalla proporzionalità delle armi, perché una persona che è in casa non sa se il ladro che entra ha un cacciavite, un coltello, una pistola o qualsiasi altra, e quindi chi è in casa deve potersi difendere con quello che ha a disposizione e deve avere sempre ragione nel difendersi, e soprattutto un messaggio chiaro nei confronti delle forze dell'ordine, che devono essere sostenute, e questo Stato non deve avere nessun dubbio se stare dalla parte delle forze dell'ordine o dalla parte dei criminali, come troppo spesso ha fatto. Uno Stato serio sta dalla parte delle forze dell'ordine, sta dalla parte dei cittadini per bene, di chi si difende, di chi difende la propria famiglia e la propria abitazione, e non deve avere nessun dubbio sul fatto che i criminali, una volta presi, devono restare in carcere. E io spero che questa sera da Padova, da Giorgia Meloni, dai vice premier Salvini e Tajani, parta questo messaggio, perché è quello che vuole sentire il Veneto. Grazie Villanova, noi ovviamente seguiremo questo evento con le nostre telecamere e i nostri inviati. Grazie Alberto Villanova. Grazie direttore. È stato con noi, dobbiamo andare in pubblicità, torniamo tra pochissimo, grazie. In diretta con Focus TG, chiudiamo con gli ospiti di Focus di questa sera, Maria Antonietta Auditore, Lara Bisin, Gianfranco Cipresso. Quel titolo lo possiamo togliere perché abbiamo già parlato di autonomia, Stefano Dall'Agata, Marco De Blasis, Barbara Denardi, Leonardo Padrini, Riccardo Ciumschi, Massimo Vidori e Cristian Zara. È tutto per oggi, grazie molte a Tony Esposito e Andrea Basso, i nostri registi, e ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.